Una vita dedicata alla politica, una vita dedicata alla legalità e oggi ne abbiamo parlato qui con i ragazzi dell'ISIS Giuseppe Verdi di Valdobbiadene. Sì, oggi abbiamo ricordato Vittorio Bachelet perché l'anno prossimo saranno 40 anni dalla sua uccisione e lo abbiamo fatto grazie a un ottimo lavoro che i ragazzi hanno fatto preparandosi, conoscendo, approfondendo la figura di Bachelet, la sua storia, la sua uccisione, ma anche e soprattutto il suo contributo. E io ho portato il mio contributo di persona che lo ha conosciuto, che gli è stata accanto fino all'ultimo momento. Abbiamo cercato di ripercorrere quegli anni, il pericolo del terrorismo, i tanti misteri che ancora pesano sopra la vita della nostra Repubblica. Oggi sono 50 anni da Piazza Fontana. E abbiamo però ricordato anche il grande contributo che questo cristiano credente ha dato al nostro paese attraverso la sua scienza giuridica, con la quale ha cercato di attuare la Costituzione del nostro paese, con la sua testimonianza, con il suo servizio alla comunità e anche con la testimonianza che ha dato alla famiglia attraverso il figlio, soprattutto con le parole di perdono. E abbiamo anche cercato di attualizzare il suo insegnamento oggi nella vita del nostro paese, nel quale c'è grande bisogno di pace, di democrazia, di giustizia e di sentirsi una grande comunità nella quale, come ho cercato di comunicare ai ragazzi, la nostra libertà non incomincia dove finisce la libertà dell'altro, ma incomincia dove incomincia la libertà degli altri, che quindi tutti insieme dobbiamo costruire per la pace e il bene comune. Tanti gli argomenti trattati e un problema nella storia giuridica del nostro territorio è stato sempre quello della giustizia e della legalità, che spesso non andavano a braccetto, perché ciò che era legale non era giusto. Quindi qual è la situazione adesso in Italia? Ciò che è legale è veramente giusto? Ma io credo che la legalità sia il presupposto della giustizia. Può darsi che ci sia qualche legge che è meno giusta di altre e in questo caso una democrazia ha la possibilità e ha il dovere forse di chiedere che quella legge venga cambiata. Ma certo, se non si rispetta la legge è difficile parlare di giustizia. Ecco, e sappiamo bene che il primo attentato alla giustizia, per esempio nel nostro paese, viene dalla corruzione, viene dalle mafie, come in anni passati è venuto dal terrorismo, che certamente si era contro la legge e così si negava anche la giustizia e la libertà. Ripeto, ci può essere qualche legge che per il limite della democrazia, che comunque vota a maggioranza, può essere meno giusta di altri, ma il popolo ha la possibilità di chiedere il cambiamento e lo deve fare attraverso la partecipazione e l'esercizio di una cittadinanza sempre vigile. Ne ha parlato oggi, ne ha parlato anche ieri sera all'Auditorium Celestino Piva di Valdobbiadene, ecco il tema delle mafie in Veneto e anche della vicinanza purtroppo di queste organizzazioni malavitose con la politica. Cosa ha raccontato ai ragazzi e che cosa ha raccontato ieri ai valdobbiadenesi? Di mafia abbiamo parlato soprattutto ieri sera, c'erano anche i ragazzi presenti. Sì, le mafie sono anche in Veneto e io credo che non si debba negare, perché il primo regalo che gli facciamo è proprio questo, di dire che non esistono, che soprattutto non sono a casa nostra. Perché purtroppo inchieste giudiziarie e non solo stanno dimostrando che la mafia è arrivata anche qua, non solo con la droga, non solo con le attività criminali, ma soprattutto con la sua capacità di riciclare il denaro che si procura con le attività criminali nell'economia legale, corrompendo naturalmente politica, ma anche mondo economico, professionisti, imprenditori, che spesso collaborano con le mafie. Ecco, oggi si dice che la mafia spara meno. Questo è sicuramente un buon risultato, perché la vita umana è il bene più prezioso. Però dobbiamo anche chiederci perché spara meno, forse perché non trova resistenza, perché la forza della mafia sta nel creare relazioni e se riesce a creare relazioni per raggiungere i propri obiettivi, facendo anche credere che mentre persegue i propri persegue quelli degli altri, e possiamo dire che le vittime di oggi spesso sono i complici delle mafie e non per questo però sono meno pericolosi. Non per questo non incidono nella qualità dello sviluppo, non penalizzano le persone oneste e quindi anche nella qualità della nostra democrazia.
Con Giuliana Barazzuol, dirigente dell'ISIS Giuseppe Verdi di Valdobbiadene, oggi un incontro importante, Rosy Bindi qui con i ragazzi a parlare di legalità. Sì, un incontro davvero importante che credo di poter dire ha segnato nel profondo i ragazzi e anche gli adulti che hanno partecipato, perché la dottoressa Bindi ci ha dato veramente una testimonianza concreta, reale, di principi in cui lei crede fermamente, che sono i principi della democrazia e i principi della legalità. Cose che lei ha vissuto nella sua vita, che continua a portare avanti attraverso una testimonianza di vita diretta e sono temi anche su cui noi cerchiamo di lavorare quotidianamente nelle nostre scuole, con i nostri ragazzi e che cerchiamo poi di approfondire in incontri come questo, che per il nostro istituto credo siano davvero fondamentali. Siamo con alcuni ragazzi dell'ISIS Giuseppe Verdi di Valdobbiadene, oggi Rosy Bindi qui nella vostra scuola, quali sono state le emozioni principali? Allora è stato molto bello poter interagire direttamente con lei e ho trovato la mattinata molto interessante. È stato molto interessante, ha messo alla prova le nostre capacità e sarà molto bello partecipare al concorso. Sì, è molto importante approfondire alcuni temi che non vengono sempre trattati a scuola, come ad esempio quello che abbiamo trattato questa stamattina sul professor Bachelet, perché la storia contemporanea diciamo, non viene mai ritagliato spazio durante le lezioni di storia scolastiche per la storia contemporanea. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto la mia compagna, in quanto è importante portare nelle scuole quella che è la vita politica del paese, in quanto noi adesso, molti di noi freschi maggiorenni, andranno a votare, quindi è importante avere delle testimonianze di questo tipo. È stato davvero un onore avere ospite oggi Rosy Bindi perché per coloro che seguono la politica finalmente riuscire a interagire con una esponente così importante che ha una storia così lunga nelle istituzioni come Rosy Bindi è stato davvero prezioso, importante, interessante, che è un'esperienza davvero importante.